Salve, sono Ermenegildo Ghezzo, ex sindaco di Rosodina e ex uomo politico della nostra provincia per tanti anni. Sono qui per spiegarvi una mia ricerca che ho fatto sul territorio, il territorio dove ci vivo, che è tutto il delta del Po. Lo scopo della mia ricerca è ripristinare la verità sul delta del Po. Verità che dice una cosa molto semplice. Il delta del Po è interamente in Veneto e non c'è neanche una picco da parte in Emilia-Romagna. Purtroppo le leggi che sono state fatte sul delta del Po dicono il contrario, a danno nostro a favore dell'Emilia-Romagna. Due sono i colpevoli. Uno, l'Emilia-Romagna, che in modo predatorio ha fatto una legge che dichiara di avere la parte meridionale del delta del Po. Seconda responsabilità è del Veneto, delle istituzioni venete. La regione Emilia-Romagna ha fatto questo e l'ha messo per legge. Silenzio da questa parte. Manco se ne sono accorti che gli altri si stavano portando via un pezzo di territorio. La legge dell'Emilia-Romagna si è presa una parte di delta senza averlo. La legge nazionale sui parchi ha istituito il parco interregionale. Dobbiamo metterci insieme perché ne abbiamo un pezzo ciascuno. In realtà non è affatto vero. Quindi il danno è stato prodotto anche a livello nazionale. Successivamente, addirittura questo nostro territorio qua è stato classificato UNESCO, l'unico delta italiano, che è questo, il delta del Po, è stato classificato UNESCO. Sapete dove è stato collocato? È stato collocato con il beneplacito, anzi il regalo della regione Veneto, in Emilia-Romagna. Infatti voi trovate nei siti UNESCO che in Emilia-Romagna c'è un sito UNESCO che si chiama Ferrara Città del Rinascimento con il suo delta del Po. E in Veneto, elenco dei siti UNESCO del Veneto, non c'è il delta del Po. Corazzari, assessore ai parchi, Polesano, tra l'altro della nostra provincia, continua a dichiarare che di là c'è un 20%. In tutte le sue interviste parla sempre di un 20%, però non è in grado di mostrare dove si trova. Per me questo è un furto. Mettere insieme i due territori e governarli con leggi uguali significa distruggere la sicurezza idraulica del nostro territorio. La regione Veneto non solo non ha preso posizione su questi problemi e ci ha difeso come farebbe qualsiasi, cioè uno neanche ci pensa, ci difendono i nostri amministratori. No, non ha neanche voluto conoscere il problema Zaia. Questi sono alcuni spunti, quelli più scandalosi, quelli che fanno più arrabbiare anche il sottoscritto quando li ho scoperti. Leggete tutta la ricerca. Lì ho messo leggi e pareri, documentazione di istituti tecnici, quindi di consorzio di bonifica, i magistrati del territorio, eccetera. Quindi niente di mio, ho raccolto quello che tecnicamente è la verità. Leggetelo e vi renderete conto di quanto siamo stati defraudati con queste leggi e con questi amministratori che hanno lasciato.